Buongiorno a tutti, bentornati alla rubrica Sfogliando gli album e allo scrigno del calcio, ovviamente che è il mio canale. Siamo arrivati all'album 2004-2005, ci ho messo un'ora per capire come fosse l'ordine di lettura. Diciamo che in teoria è questo, visto le facce dei giocatori che sono in questo senso, visto che l'album comunque è in verticale, ma le scritte sono tutte in orizzontale. Diciamo che la Panini forse non è che avesse preso in quell'anno la decisione più saggia che fosse venuta in mente alla storica e mitica azienda modenese. Questa è la copertina, adesso la andiamo ad aprire e vediamo un po' che cosa c'è dentro. Arrivo. Ecco l'album. Allora, 2004-2005, come vi dicevo, scritte un po' storte, ci sono tantissimi protagonisti delle squadre di Serie A e attenzione anche delle squadre di Serie B, perché adesso vi faccio vedere, guardate, qui ci sono i protagonisti delle squadre di Serie A, vedo Nervo, vedo Di Biagio, vedo Zola, Adriano, Miccoli, Emerson, Parisi del Messina, Protti del Livorno, vedete Gilardino del Parma, vedete anche qui altri protagonisti, Gattuso, c'è Di Canio, c'è Cossato e poi attenzione anche alla Serie B, perché vedete qui c'è Tavano dell'Empoli, c'è Calaiò del Pescara, c'è De Ascentis del Torino, c'è Mazzola del Verona, vedete qui anche riconosco le maglie del Vicenza, del Treviso, del Piacenza, quindi diciamo che la Panini premia anche la Serie B per la copertina, nella copertina dell'album. Speriamo che non mi cada tutto come la scorsa puntata. Questo è il calendario, come potete vedere è ovviamente un pochino più piccolo perché la Serie A sale da 18 a 20 squadre. Vi faccio vedere una giornata qualsiasi, se la luce mi assiste. Eccola qui, prendiamo questa a casaccio di novembre, così vi potete vedere anche le squadre che c'erano. Vedo un derby toscano, Fiorentina, Livorno. E adesso passiamo a vedere le squadre. Vediamo la prima. Ecco qui, c'è una novità. Tanto vediamo le figurine, c'è la figurina dell'allenatore, c'è lo scudetto, questa è l'Atalanta ovviamente, ci sono le maglie delle due squadre, c'è l'albo d'oro, gli altri titolari in rosa che tornano ad essere scritti e poi ecco la novità, perché c'è la figurina della squadra ovviamente, ma attenzione, c'è anche la foto la figurina della curva chiamata Supporters, quindi Supporters Atalanta, ed eccole qui. Andiamo a vedere nel dettaglio una figurina, un po' di figurine, giriamo pagina, c'è Demetrio Albertini qui all'Atalanta, c'è Gianni Comandini, vedete figurina con la rovesciata, come qualcuno mi faceva giustamente notare, non è la rovesciata della Panini, cioè dei fondatori della Panini, ovviamente è la rovesciata del giocatore della Juventus Parola, presa come poi icona delle figurine Panini, vedete scritta bianca su sfondo nero con scudetto della squadra e poi la classica scheda dei giocatori, la carriera, qui ho preso appunto Albertini, maglia numero 4 e ci sono tutte le sue caratteristiche e la scheda con tutti i suoi numeri. Aggiornamenti, vedete quest'altra novità, e tra gli aggiornamenti c'è anche l'allenatore. Che cosa è successo in quest'annata, ad esempio all'Atalanta? Che è partita con Mandorlini come allenatore, è stato esonerato, invece di pubblicare l'album già con Delio Rossi, giustamente, secondo me un po' meglio di quello che succedeva negli anni precedenti. La Panini ti dice l'allenatore iniziale era Mandorlini, successivamente è arrivato Delio Rossi e quindi io te lo metto negli aggiornamenti insieme agli altri calciatori. Vedete che qui c'è Delio Rossi e qui ci sono poi gli altri acquisti, vedete Machiua, vedete Marco Motta, ci sono gli altri giocatori. Vi faccio vedere, adesso io non so che dirvi, la squadra campione d'Italia ufficialmente non esiste nel 2004-2005, faccio vedere la Juventus che comunque vinse quel campionato qui, non entriamo per favore in polemiche, scudetti revocati,
facciamo finta che ci atteniamo solo a quello che successe quella volta lì, anche se lo sappiamo che è stato revocato questo scudetto. Eccolo qui, supporters Juventus, qualche squadra ve la devo far vedere per forza, quindi faccio vedere la Juventus con questa maglia blu e rosa. Mamma mia, iniziavano veramente ad esserci delle... ma... primo anno di Ibrahimovic in Italia, eccolo qua. Chi è questo portiere della Juventus? Bonnefoy. Non lo ricordavo. Non ho neanche la scheda, poi me lo vado a vedere. Ogni tanto, vedete, sfogliando questi album escono fuori dei nomi. Questa è la prima Lazio di Lotito, vedete, con Caso, che inizialmente fu l'allenatore. Anche qui vedete che poi viene sostituito da Papadopoulo, che ha la figurina negli aggiornamenti della squadra. Questo è il Lecce di Zeman. Passiamo alla Serie B, qui c'è il Messina. Passiamo alla Serie B perché vede il Siena. Qui ci sono gli albi d'oro, come sempre, delle coppe europee e delle coppe italiane, dei titoli italiani. Eccole, e qui c'è il calendario di Serie B ancora più piccolo di quello di Serie A, perché la Serie B ha 22 squadre. Vi faccio vedere anche qui una pagina, una giornata qualsiasi. Eccola qui. Vediamo anche come erano composte le figurine, più o meno uguali alla Serie A. Qui manca i supporter, manca la figurina dei tifosi, c'è però ovviamente la foto della squadra, ci sono i vari giocatori e le figurine sono uguali a quelle della Serie A, ovviamente più piccole e singole. Faccio vedere anche l'Arezzo, che era tornato in Serie A dopo tanti anni. C'è anche Roberto De Zerbi, vedete? Qui nell'Arezzo. Questa è la Serie B, passiamo alla Serie C. Tanto ragazzi, le figurine sono più o meno tutte uguali, qui l'approfondimento è più che altro per capire come era fatto l'album. Ecco la Serie C1, girone A. Tra l'altro c'era una squadra in meno, tra l'altro suddivisione della Serie C assurda, praticamente anziché da nord a sud fu divisa in verticale, quindi squadre dell'est, squadre dell'ovest, e quindi vedete troviamo Acireale e Como insieme. Si lamentarono tantissimo i club perché ovviamente dovevano sostenere delle trasferte lunghissime per squadre di Serie C. Chiaro che in Serie A si va da Torino a Messina, però le risorse delle squadre di Serie C erano chiaramente differenti. Pensate al Vittoria, provincia di Ragusa, che doveva andare a giocare a Busto Arsizio in provincia di Varese. Insomma, diciamo che non era proprio una trasferta comodissima per un club come il Vittoria. Girone B lo stesso, guardate qui, si passa dal Cittadella in Veneto, addirittura vabbè, qui c'è il Napoli, ovviamente in Serie C. La Cittadella a Foggia, certo in Serie B o in Serie A è un conto, ma in Serie C iniziava ad essere una trasferta veramente complicata. Questa è la figurina del Napoli in Serie C, Napoli che non riuscirà a centrare la promozione, perderà la finale dei playoff contro l'Avellino, che è lì sopra, eccolo. E poi vi faccio vedere la Serie C2, che se non sbaglio invece era suddivisa in maniera decente. Sì, infatti ci sono tante squadre, sono tutte squadre del nord qui nel girone A, qualcuna ormai dimenticata come il Carpenedolo o Livrea o il Montichiari, qualcuna invece è finita addirittura in Serie A come il Sassuolo. Questo è il girone B, eccolo qui, dove ci sono le squadre del centro e dove c'è il povero Castel San Pietro, che spero sempre che un giorno possa tornare ad iscriversi a qualche campionato. E questo è il girone meridionale con le squadre del sud, diciamo centro-sud. Guardate questa squadra qui, me la ricordo
molto bene, non l'avevo mai sentita nominare, finì in Serie C, il Morrodoro, squadra del paese di Morrodoro, appunto, in provincia di Teramo, in Abruzzo, eccolo qui. E qui c'è come sempre il calcio femminile, che ormai ha la sua presenza fissa nell'album della Panini. E qui l'avvicinamento ai mondiali del 2006 con le prime partite di qualificazione, la Champions League, la Coppa UEFA e poi i giochi vari a premi. Questo è l'album del 2004-2005, la prossima settimana ovviamente ci sposteremo a quello del 2005-2006 e vedremo ancora una volta l'evoluzione delle edizioni degli album, delle figurine Panini. Alla prossima settimana con la rubrica Sfogliando gli album e ovviamente a domani per gli altri video. Ciao!